Innanzitutto sono io che ringrazio, tutti gli interlocutori e chi ha organizzato questa giornata perché ho ascoltato delle esperienze interessanti e, molto indicative del fatto che il settore forestale non è un settore fermo nonostante la situazione, contingente e le grandi difficoltà, attraversate da Vaia in poi. Il sistema si muove e, si sposta anche a balzi, come ci è toccato fare a tutti noi italiani, a seguito di Covid, 19, verso un sistema più, moderno e adeguato al tempo e al mercato in generale, come quello che possiamo vedere in questo allora vorrei, per provare a tirare le conclusioni e provare a dare qualche risposta, intanto, dire che ci sono alcune parole chiave che hanno, costituito un filo rosso comune di tutti gli interventi. Il primo è il tema dello sviluppo della montagna. Noi sappiamo benissimo che, per combattere, mhmm, lo spopolamento della montagna ed evitare ulteriori danni ecologici alla montagna ed anche alla pianura, perché come ogni tanto mi capita di dire, se non stiamo attenti le montagne arriveranno direttamente in città e lo faranno da sole senza bisogno di aiuto. Quello che bisogna fare è cercare di tenere le persone o riportare le persone in montagna, ma dando loro le possibilità reali di vivere e avere un reddito adeguato con nuovi strumenti, tra cui la banda larga e la digitalizzazione dei sistemi sono sicuramente uno degli elementi. Per quel che mi riguarda, posso annunciarvi che, il Ministero delle Politiche Agricole ha, con un decreto riorganizzativo, della fine dello scorso anno, soppresso la Direzione Generale delle Foreste e creato al suo posto la Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste. Credo che sia una scelta si torna al futuro e nello stesso tempo si fa una scelta di campo, cioè si immagina un'economia montana e forestale riunite per cercare di dare respiro a questi territori e alle persone che ci vivono. Ieri è uscito il bando per il nuovo direttore generale, cui io parteciperò, vediamo cosa succede, ma insomma diciamo che ho buone probabilità di riuscire a essere l'unico che fa domanda, però vediamo che cosa succede, ma la via è tracciata. E, altre parole chiave sono sicuramente digitalizzazione, imprese, filiere e reti di impresa e formazione. Tutti questi temi sono interconnessi tra loro e, e significano che il mondo forestale non è rimasto ancorato a vecchi schemi, le imprese forestali si sono adeguate ai tempi, non solo con la meccanizzazione, come diceva Livio Bozzolo, ma anche con la disponibilità a rendere più semplice, più sicuro il loro lavoro, chiedono altrettanto da parte di tutti gli altri che sono al contorno, in testa alla pubblica amministrazione, sia dal punto di vista dei controlli, sia dal punto di vista, quando è proprietaria, della semplificazione dei sistemi per aggiudicare i lotti e le attività. E certamente, mi è piaciuto l'accenno che qualcuno ha fatto al fatto che dietro i portali, oltre ai forestali e ovviamente ai tecnici informatici e delle reti, servono gli economisti, servono gli statistici, serve una collaborazione interformativa tra professioni diverse per migliorare il sistema forestale che da solo, non ha orizzonti e gambe per muoversi alla velocità in cui il mondo attuale ci costringe.
Guardando quello che si è sviluppato nel dibattito, abbiamo sicuramente un primo aspetto che è l'aspetto locale, quello del Veneto, della Regione Veneto. La Regione Veneto avvia un procedimento grazie ai fondi della misura 16 e trovo e sottolineo che questo è un sistema virtuoso per avviare a buon fine questi fondi che arrivano dall'Europa e che in alcuni casi sono spesi in modo non così costruttivo per il futuro, in altri casi non sono proprio spesi e rischiamo di vederceli portare via nella contingenza che voi sapete adesso o a favore delle imprese agricole oppure addirittura a favore di altre politiche che diventano emergenziali nella situazione che stiamo vivendo. Per cui ben venga questo modo di impiegare i fondi del sviluppo rurale, ben venga la call e spero che in tanti rispondano per fare la sperimentazione nei 2 anni che seguono in modo che lo strumento sia davvero una specie di asso nella manica per le imprese e per le aziende per ricostruire un territorio che oltre alle devastazioni di Vaia ha visto anche chiudere delle segherie. Io so anche segherie cooperative che erano in zone venete che sono risultate chiuse per mancanza proprio di approvvigionamenti costanti e coerenti e quindi ben venga questo nuovo progetto. Ho sentito parlare delle regioni vicine, ovviamente il Trentino come apripista, capofila e ringrazio chi ha parlato con tanta competenza e passione del loro progetto e anche della necessità di riaggiornarlo costantemente, nel senso che il progetto è partito in un modo e poi pian piano è cresciuto alla luce delle richieste delle imprese, dei comuni, degli operatori, in un sistema flessibile che dal basso chiede e a cui si risponde. E io penso proprio che sia un sistema virtuoso, non replicabile esattamente per come è il Legno Trentino, perché questa grandissima presenza della proprietà pubblica organizzata per comuni e questa grandissima cultura del bosco e del legno che abbiamo in Trentino non è replicabile in Italia, ma il meccanismo e lo strumento invece sì. Aggiornato e rimesso a posto per la realtà di ciascuna altra regione che vuole o provincia che vuole affrontare lo stesso tema. E proprio per questo io dico, se possibile, a tutte le regioni e le province autonome che si affacciano a questa tematica e alle camere di commercio e quindi ad union camere che le assistono in questa attività e lo trovo strategico e importantissimo, chiedo di pensare già a dei livelli di interoperabilità a livello nazionale. Cioè, mentre stiamo costruendo il progetto per la nostra regione o per la nostra provincia, pensiamo già che lo sviluppo futuro potrebbe essere quello di rendere interoperabili i sistemi e provare a mettere in collegamento le realtà. Ovviamente in questo caso possiamo parlare delle realtà del Triveneto, possiamo parlare delle realtà alpine. Livio Bozzolo ha parlato della provincia di Sondrio, ovviamente la Lombardia potrebbe essere un'altra regione interessata ad avviare un procedimento di questo tipo. Proviamo a immaginare già, quando immaginiamo il nostro strumento, una possibilità quindi di renderlo interoperabile a livello nazionale, perché questo ci aiuterebbe soprattutto nelle regioni dove la fornitura è episodica, la fornitura di materiale forestale è episodica e molto suddivisa, a invece portarli alla possibilità di rendere comunque il lotto o la pianta già tagliata appetibile, se non nella propria regione o nella propria valle, quantomeno nella valle vicina che a volte è di un'altra regione.
perché così succede nelle Alpi, no? Tra valli vicine, con termini, ci sono regioni diverse, ci sono strutture diverse e anche legislazioni diverse. Dal punto di vista nazionale, posso dire, innanzitutto che le attività in corso testimoniano come è facile, quando ci sono buone pratiche, contaminarsi tra realtà diverse. I tavoli di filiera foresta-legno e i tavoli di concertazione che hanno lavorato e continuano a lavorare in questi mesi, in questi anni, con risultati che rendono orgogliosi tutti dell'averli raggiunti, dimostrano che le idee maturate in un luogo, in una regione, poi diventano patrimonio delle altre e costituiscono quello zoccolo comune che al nostro paese serve così tanto, soprattutto per poter rappresentare meglio le realtà nazionali in sede europea. Abbiamo visto che andarci tutti divisi con una babele di linguaggi non era produttivo. Lo sforzo di mettersi insieme e di anche contaminarsi credo abbia reso tutti più ricchi e ci consentirà probabilmente nel momento in cui affronteremo il tema della nuova PAC, allora sembra che per adesso comunque prima del 2021-2022 non ne parleremo e saranno fatti dei provvedimenti in proroga per la vecchia, per note vicende politico-istituzionali e anche di emergenza, ma insomma arriverà questa nuova PAC e potremo lavorarci in una maniera diversa da prima. La seconda cosa che vi dico è che forse strumenti adesso, oltre alla nuova PAC, agli strumenti di certificazione che cerchiamo di incentivare, non li abbiamo ancora pronti come Direzione Generale Economia Montana e Foreste, ma abbiamo uno strumento straordinario, secondo me, che è in fase di elaborazione, che è la Strategia Forestale Nazionale. Allora, nella Strategia Forestale Nazionale noi abbiamo una serie di sottoazioni, la B3.1 e la B3.2, che riguardano proprio lo sviluppo dei mercati dei prodotti legnosi e degli scarti di produzione e la valorizzazione delle lavorazioni locali industriali dei prodotti legnosi. Vi invito ad andarli a vedere anche perché aspetto le vostre osservazioni entro il 28 di maggio. Però vi dico, ve le elenco velocemente, abbiamo i punti P3, 1, A, B, C, D ed E, dedicati espressamente a questi temi. Incentivare la crescita degli imprenditori e lo sviluppo delle filiere, favorire la realizzazione di piattaforme logistiche per la concentrazione e selezione del materiale, promuovere e coordinare le iniziative di analisi dei mercati dei prodotti legnosi, promuovere la razionalizzazione delle vendite dei lotti boschivi e la semplificazione della normativa, sviluppare piattaforme online e metodi innovativi per la vendita dei prodotti e dei sottoprodotti legnosi. Queste sono le cose che sono scritte nella strategia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la strategia verrà approvata così come è stata messa in bozza, con le correzioni che vedremo e le osservazioni degli altri ministeri, questa cosa in cui uno dei ministeri concertanti, non dimenticate, è il MISE. Per la prima volta nella storia il MISE viene chiamato a lavorare a tavoli di concertazione forestale. Vuol dire che i programmi che seguiranno questa strategia, se la strategia sarà confermata almeno nella sua scocca generale come l'abbiamo promossa, andranno in questa direzione e sarà questo il momento poi per scegliere effettivamente degli strumenti più centrali. Lo sappiamo bene che gli anelli deboli sono le segherie, lo sappiamo bene che l'anello debole è una piccola proprietà privata, abbiamo messo degli strumenti in mano alle regioni per poterci lavorare e ancora ne metteremo in questa logica. Ci sono due osservazioni e concludo, trasversali ma un po' diverse da questi argomenti che sono emerse. Uno è il tema dei codici Ateco da rinnovare. Abbiamo visto, insomma, diciamo che il codice Ateco 02 ha permesso a un Presidente del Consiglio a reti unificate di usare la parola silvicoltura di fronte a tutti gli italiani che lo stavano ascoltando e secondo me è una svolta epocale. Ma a parte questo, i codici Ateco hanno dimostrato che devono essere quantomeno aggiornati.
Allora, mi domando e domando agli illustri rappresentanti delle camere di commercio che sono in ascolto, se non possa essere proprio Unioncamere a farsi promotrice di una ipotesi di aggiornamento dei codici Ateco da presentare nelle sedi che riterranno più opportune, ehm, proprio perché dire solo abbiamo bisogno di rinnovarlo, ritorniamo alle lamentazioni del mondo forestale che abbiamo dimenticato volentieri. Invece uscire come Unioncamere, cioè chi veramente sta sul territorio a contatto con le imprese, sa dove sono le imprese, dove stanno andando, come si stanno muovendo, di che cosa hanno bisogno, una proposta organizzativa e delle linee per poter immaginare se aggiornare il codice Ateco o cambiare il sistema, quello io lo lascio alle vostre valutazioni, ma forse questo è il momento. Questo è il momento perché tutti l'hanno detto, questi codici Ateco sono antiquati. Ecco, questa, quando era benevola la critica al codice Ateco era antiquata. La seconda è l'invocazione a lavorare sul regime fiscale per le imprese, un regime fiscale di vantaggio per le imprese e per la montagna. Non è caduta nel vuoto, dottor Bozzolo, no, l'ho ascoltata bene quando l'ha detto. Ora, questo è un momento contingente molto difficile, nel senso che il governo e il Parlamento si stanno occupando di un sistema di regime di aiuti e per favorire la ripresa economica delle tante grandi, medie, piccole, piccolissime imprese che dallo stop forzato di questi mesi potrebbero non riprendersi più. Quindi in questo momento, diciamo così, le imprese forestali, le imprese della montagna rientrano e non possiamo chiedere adesso in questo momento un altro ragionamento perché lo sforzo è grandissimo per tutte, ma questo è il momento per pensare a cosa chiedere appena questo momento sarà finito. Intendo una proposta forte del settore su dei regimi di fiscalità di vantaggio che non sia, come dire, che sia mirata a pochi punti fondamentali. Questo ho visto quando soprattutto dietro c'è un grosso dibattito e una grossa coincidenza di vedute, è quello che a livello politico fa la differenza. Siccome il momento purtroppo di Covid ha un po' stoppato, ma i webinar che si stanno continuando a mettere in linea testimoniano che non è vero. Quel momento di grande riflessione che in sede parlamentare era stato fatto proprio sulla montagna e sul tema della montagna, che è coinciso poi con gli Stati Generali della Montagna organizzati il 31 di gennaio. È solo un attimo fermato, ma ci sarà modo e tempo, appena la ripartenza sarà consolidata, di riprenderlo e allora a quel punto sarà importante avere la proposta pronta. Una proposta articolata, importante, anche con un minimo di studio di fattibilità, che credo possa essere messa sul piatto. Ovviamente per quello che mi compete e per quello che so, sono a disposizione insieme alla mia direzione generale. Saluto tutti e ringrazio tutti e spero di aver contribuito con queste conclusioni a arricchire un dibattito che era già veramente molto ricco e di cui ringrazio davvero tutti.